recentissimamente, ormai sono passati 2 o 3 anni, su un mio emendamento, la costituzione di un centro di produzione cinematografica a Marghera, sulla base di una scelta che era stata fatta dalle amministrazioni precedenti e che lasciavano 2 opportunità, una era Verona e una era Venezia, anche perché, come è stato giustamente ricordato, adesso il Veneto è un set ideale, ma prima il Veneto era una struttura, era un ambiente, un contesto di produzione culturale. La Scalera Film era l'esempio, come è già stato detto, del fatto che la mostra del cinema non nasceva a Venezia nel 1932 casualmente, ma era il frutto di una scelta che era da un lato come dire, legata alla specificità veneziana, all'esigenza di come dire, intervenire per rilanciare Venezia, che soffriva di una serie infinita di mali che non è il caso di ricordare, anche perché li abbiamo tutti presenti, e dall'altro proprio perché c'era questo substrato preesistente. Questa proposta oggi sta dentro ad una proposta di legge. Non lo conoscevo questo no, è per questo che sono intervenuto, proprio perché sentivo il dovere di rispondere a lei. Una proposta di legge che inizierà l'iter nelle commissioni di iniziativa del Consiglio, che definisce la cultura come industria culturale, che la legge tende a configurare il complesso dell'utilizzo del patrimonio culturale in senso lato, e dopo vedremo perché, ma non in questa sede, in un'altra occasione, come generatore e volano per un'economia di cui il Veneto ha assolutamente bisogno e ha tutte le capacità e le potenzialità per fare. Questa proposta di legge, che si accompagna a quella che so che è in gestazione da parte della Giunta sul riordino dei servizi culturali, che storicamente la Regione eroga e fornisce anche alle grandi istituzioni culturali, questa proposta si incardina su una serie di strutture, 2 delle quali, non parlo delle altre perché non è il caso qui di farlo, 2 delle quali sono: una, la costituzione del centro di produzione cinematografica, per evitare appunto che ci si limiti ad una città che è puramente un set o una regione che è puramente un set, e la seconda per la costituzione di un centro di produzione media che sia in grado di valorizzare il patrimonio culturale, archivistico che abbiamo in tutta la regione e di trasformarlo in un bene utilizzabile con la produzione di corti, di andare sui canali tematici e via discorrendo. Per entrambe queste proposte, come ricordava, siccome sembrano un po' ambiziose, perché dice in tempo di recessione, di crisi economica, soldi non ce n'è, ma entrambe queste proposte, con la terza che è la creazione del centro del restauro, è possibile utilizzare fondi comunitari che sono specificatamente dedicati a queste iniziative. Già oggi abbiamo in discussione sul terzo polo, che è quello di cui si occupa sempre l'assessore Torzato, della costituzione del polo del restauro, del centro del restauro. Noi usiamo i fondi strutturali o potremmo usare i fondi strutturali, adesso non so a che punto sia la questione, ma per dire che sia con i fondi a bando sia con questi altri fondi cui faceva riferimento Gianangelo Bellati prima, è possibile alimentare queste iniziative e non fare sì che siano pura velleità, ma che si traducano in qualche cosa di concreto sulla base di insomma il Sole 24 Ore ha fatto 26 speciali su questo negli ultimi mesi, proprio per far entrare nella testa della gente
e quello che state facendo voi oggi lo dimostra che ha prodotto qualche cosa, che la cultura può essere un'industria che dà un rilevante apporto economico. Grazie consigliere. Terminiamo gli interventi, c'è la testimonianza